Non chiamateli eroi. Il coordinatore del SUEM Veneto del 118, Paolo Rosi, racconta il lavoro dell'equipe specializzata in soccorso su maceri dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, responsabile di alcuni dei più delicati salvataggi nelle zone colpite dal terremoto, tra cui quello della piccola Giorgia, rimasta sepolta per 16 ore sotto le rovine a Pescara del Tronto. I giornali hanno parlato di eroi, noi non ci riteniamo degli eroi ma dei professionisti qualificati. Questo è il frutto di un lavoro lungo di formazione, di addestramento che ha coinvolto non solo il personale che è andato giù ma anche quello che è rimasto a casa e che sarebbe stato pronto a intervenire. L'equipe, composta dall'anestesista Nicola Bortoli e dall'infermiere Michele Pomiato, è appena rientrata a Mestre dopo 3 giorni di lavoro incessante. Sono stati determinanti nel salvare molte vite umane. La loro capacità di operare, spiega ancora il coordinatore del SUEM, è il frutto di investimenti che sono stati fatti dalla sanità veneta per formare figure professionali d'eccellenza. E anche l'addestramento facciamo per gli interventi quotidiani nei quali il nostro personale affronta situazioni spesso drammatiche, critiche e deve dimostrare non solo una competenza ma anche una vicinanza e una passione nel lavoro che va oltre quello che è, quello che gli viene richiesto dal contratto. Quello che ci è stato richiesto in questa emergenza non erano semplici rinforzi di personale medico già presente in gran numero nella zona, precisa Rosi, ma dottori e infermieri in grado di fornire prestazioni molto specializzate. Noi avevamo anche molta altra gente pronta a partire, non dobbiamo dimenticare anche quelli che hanno sostituito nei turni queste persone per mandare avanti, quindi anche a loro va detto un grazie per questo.